Buonasera a tutti, oggi stiamo preparando i calamari ripieni. Calamari o seppia mi hanno dato fresca e oggi prepariamo il ripieno e poi le cuociamo con questo ripieno. Eccolo qua, piano piano. Ha posato le zampettine, degustasa. Li ho fatti a pezzettini piccolini e li ho incorporati qui con dell'olio d'oliva. Ho messo l'olio d'oliva, l'aglio e poi l'ho sfumato con un po' di vino. Eccolo qui. Adesso questo si toglie l'aglio che non serve, se no dà un sapore troppo forte a quello che stiamo preparando. E adesso ve lo faccio vedere io dove si mette questa cosa. Si prende, si mette qui. Eccoci qua. Senza sponsor siamo Pizzeria Betty là. No, ma che? Adesso prendiamo un cucchiaio e mettiamo le zampette dentro e anche un po' di sughetto, che poi queste qui ci serviranno per riempire le nostre seppie. Eccole qua. E anche un calamaro. Me li ha portati Albino, il mio Albino Ghirra, fresche. Buonasera signora. Qualcosa le serve? No. Gli ha bisogno di qualcosa? Allora faccia una cosa, me lo passa un uovo. Per favore. Mi serve un uovo. Per favore. Per favore, per non far bolle. Per me. Per me l'uovo. Grazie signore. Poi dopo gliele do un bacio, se fa da brava. Ascolti, visto che è da queste parti, non è che mi passa anche il pane trattagasato? Faccia la cortesia, faccia la cortilezza. Stai già chiedendo troppo? Basta? Allora, nell'impasto, come vi ho detto, abbiamo messo del prezzemolo, del pomodoro secco, pane raffermo messo nell'acqua, fatto ammorbidire, poi spremuto bene, tolta l'acqua e mischiato qua. C'è qualcuno che mette anche il peperoncino, però io peperoncino non ne metto perché mia moglie mischinetta non ne può mangiare peperoncino. C'è dada. Eccoci qua, siamo quasi pronti. Scusa, ma queste olivette? Le abbiamo messe qui. E non ti servono più? No, lasciale stare, che mi servono! Aspetta! Lascia stare le olive! Non t'ho detto. Ecco qui. Poi servono gli stuzzicadenti perché poi dopo lo dobbiamo chiudere. Adesso riempiamo il calamaro. Calamaro!
E dentro ci sono le zampette e ci ho messo le olive e dopo questo de cosa. Poi li metto nel tegame a cuocere. Con che cosa? Con il pomodoro. Patrizia, c'è Simone al telefono. Non prendo. Ecco qui. Io vi amo tantissimo, grazie perché siete in tanti a mandare video continuate e poi vi saluto in diretta. Allora, uno è pronto. Vai. Secondo me non è cotta ancora quella torta. Ok. Ora mi lavo le mani che sono brutto e devo mettere lo stuzzicadenti. Ho capito. Non fare. E mi rimane pulito. Non Grazie Marco, grazie, super grazie, amici. Eccolo qui, questo calamaro già pronto. Adesso prepariamo l'altro. anche su hai messo il pollo. Con un monaco buddista e queste sono le nostre due fedi che sono molto più semplici. Sono questi due braccialettini. Abbiamo fatto Quello qui. con questo monaco buddista che ha sbagliato, invece che darmi la benedizione con l'acqua mi ha tirato praticamente una secchiata. Però è una... Belli questi calamari portati dal mio amico Albino. Amici, voi state qua. Ci sono cose per cambiare la mano, come gli ingredienti che rendono unico il gusto di Cardone, e cose che è giusto cambiare, come le nostre modernizzazioni oggi riciclabili e compostabili. Cardone, che col gusto di sempre. Possiamo parlare. Con tutti questi impatti e le mie passioni ci sono cominciare. Scopri la nuova linea del Eccolo qua il calamaro, stiamo finendo di riempirlo. Dai, poi fammi sapere quando la fai. Adesso riempiamo anche la seppia. Anche se il più adatto è il calamaro, che è più lungo, ma la seppia ci passa anche quella, sciarada. All'improvviso ci svegliamo tutti. Abbiamo lo stesso modo di fare le cose. C'è gente che ci mette dentro anche altre cose, ma poi più lo fai complicato. Ci mettono il pepe nero. Io ci ho messo delle olivette snocciolate. La stessa squadra. Improvvisamente siamo diventati tutti uguali. O forse ci siamo solo avvicinati per proteggerci. Perché solo proteggendoci l'un l'altro possiamo guardare al futuro. Ti piace questo? Prova. Molto buono. Eumil Protection Stress Visivi aiuta a lubrificare gli occhi. Eumil Protection, occhi pieni di vita. Il per occhi che soffrono di Così. stress resistente. Scopri Eumil Dry Terra con una formulazione specifica ad azione riparativa e idratante. Eumil Dry Terra. Adesso chiudiamo anche le seppie. Meglio risparmiare. Scopri le nuove offerte. Questo non serve più. E se acquisti online, la consegna è gratuita. €1. Batte, forte, sempre. I capelli sono sempre stati un problema. Più li lavavo, più la forfora aumentava. Poi in farmacia ho scoperto l'Estivol, l'olio shampoo che aiuta a liberare la punta dalla forfora. Ora i miei capelli sono belli. Eccoli qui. Questo lo rimettiamo nel fuoco. Anche abbiamo lasciato un po' di tentacoli dentro. E qui adesso ci aggiungiamo
Adesso qui ci aggiungiamo dei pomodorini e poi ci cuociamo le nostre sepioline dentro. Avete capito? Sì, le sepioline. Ecco qui. Un programma di Antonio Ricci. Lo vedi con una mappa, di gallina. Perché ma io posso andare a possibilità di replicare senza passare il nostro pomodoro lo tagliamo a pezzi e lo facciamo cuocere. Eccolo qua. Preparati cosa sei, usato? O nude? Eccolo qua. 2 e 3. Aggiungiamo un po' di acqua, sempre col mio bibbo. E un po' di vino. E poi il prezzemolo. Eccoci qua. Oggi più che mai l'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza. Le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell'informazione. Adesso lo facciamo cuocere. Quando è pronto si va subito a combinare. Va bene? Ciao a tutti. Bravo! Arrogato tutto su telefono. Ciao!